Amiche e amici, ben ritrovati, una puntata un po' insolita della nostra rubrica Le Ciacole, perché non siamo nel nostro habitat naturale, cioè il bar omonimo alle Ciacole che, come sapete, si trova nel chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone. Siamo nell'ufficio del sindaco di Pordenone con il sindaco reggente, che è Alberto Parigi, che saluto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Alberto Parigi, lo saprete anche voi benissimo, è anche l'assessore con la delega alla cultura, agli eventi e alle politiche giovanili, ed è la persona che ha seguito più da vicino il progetto, la candidatura di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2027. Adesso questo è quindi il tema caldo sul tavolo in questa puntata, perché ormai siamo agli sgoccioli, siamo alla vigilia della finale. Pordenone si è classificata tra le prime 10 finaliste e il 26 di questo mese, 26 febbraio, ci saranno le audizioni a Roma al Ministero della Cultura, e quindi poi gli esiti di questo scontro finale si avranno entro il 12 marzo, quindi tutta la città farebbe bene a incrociare le dita, accendere qualche cero e così via, perché è un'opportunità, penso, per tutta la città e per tutto il territorio. Sì, assolutamente, come dicevi il 26 febbraio abbiamo l'audizione, il 12 marzo per la precisione sapremo l'esito. È effettivamente una sfida che raccoglie tutta la città, e non solo la città, tutto il territorio direi, perché uno dei punti forti del dossier è proprio anche il coinvolgimento di anche gli altri comuni. C'è tutta una parte del dossier che prevede una serie di progetti culturali costruiti assieme ai comuni, quindi credo che sia più giusto dire che si muove tutto un territorio. Quali sono intanto è bellissimo, io ogni volta resto ammirato e stupefatto, il logo che è stato pensato per la candidatura di Pordenone, è pensato e disegnato da Emanuele Barison, che è uno degli esponenti della scuola, possiamo chiamarla scuola, pordenonese del fumetto. E quali sono secondo te i punti a nostro vantaggio e le eventuali debolezze di questa candidatura? Beh, facevi riferimento a quel disegno, è proprio un disegno di Barison con un uomo e una donna che si sorprendono davanti al simbolo del comune che si apre, e il filo conduttore della candidatura è proprio la sorpresa. Pordenone sorprende perché in una città così piccola riesce a sprigionare tantissime rassegne, iniziative, manifestazioni culturali, ma non è solo la quantità, è anche la qualità, perché Pordenone è una città che inventa format culturali, che sperimenta, che propone una cultura inedita, inaspettata, sia nelle forme sia nei contenuti. Questo è sicuramente un punto di vantaggio, così come è un punto di vantaggio il fatto di unire cultura e impresa. Da noi sono due mondi che non si guardano in cagnesco, ma anzi si sostengono a vicenda. I punti deboli, allora Pordenone è una città che obiettivamente ha una ricettività debole, abbiamo pochi alberghi, però è vero che abbiamo pensato anche a questo, abbiamo firmato una convenzione con i comuni in modo che non si presenti, appunto, come lo dicevo prima, solo Pordenone, ma tutto il territorio che ospiterà gli eventuali visitatori per Pordenone 2027. Sì, quindi in pratica l'Interland e il sistema Pordenone, penso che avrete coinvolto anche San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Sacile, voglio dire, tutti questi centri satellite, chiamiamoli così, che comunque hanno un loro interesse anche dal punto di vista storico, culturale, architettonico e così via. E chi dobbiamo temere tra gli altri finalisti? Chi dobbiamo temere di più? Beh, allora a questa domanda bisogna rispondere facendo una premessa. Non vince la città col miglior patrimonio artistico, se no altrimenti vincerebbero sempre Venezia, Roma, Firenze oppure Pompei, che è tra le candidate, no? Fatta questa premessa, noi diciamo che rispettiamo tutti e non temiamo nessuno, perché crediamo di essere forti, di avere un progetto valido, poi magari vincerà qualcun altro, ma sicuramente noi ce la giocheremo. Tra l'altro, sì, come dicevi tu,
la commissione del Ministero valuta non tanto lo storico quanto la progettualità e la visione che una città ha nel suo sviluppo culturale in primis, ma anche sociale, no? Quindi il divenire, la progettualità appunto della città. Certo. C'è anche da dire, permettimi, che forse questo è il periodo storico, ne parlavamo anche nel fuori onda, migliore, più favorevole per Pordenone, anche perché diciamo l'amministrazione di Pordenone ha un filo diretto anche con il governo adesso. Sì, beh, ma questo ovviamente non può giocare né a favore né contro, perché c'è una commissione giudicatrice e quindi a loro ci dobbiamo affidare. Però è vero che, lo accennavi prima, questa candidatura ha una visione forte. Noi abbiamo preparato un dossier che non è un mero elenco di eventi culturali, ma la cultura lega un po' tutto: la rigenerazione urbana, il recupero di aree naturali, il collegamento appunto col lavoro e con l'impresa. Ma per passare dal teorico al pratico faccio un esempio: Casa del Mutilato, un edificio iconico di Pordenone, però i pordenonesi quasi nessuno ci è entrato perché non è di proprietà del comune. Lo acquisiremo e ne faremo un museo tecnologico immersivo del Novecento. Questo per fare un esempio, ma poi gli esempi dentro il dossier potrebbero proseguire. Nella malaugurata ipotesi, facciamo tutti gli scongiuri di prammatica, tutti i gesti protopaici che possiamo fare, eccetera, no? Ma se non dovessimo vincere, il progetto, il programma che è stato realizzato per questa candidatura potrebbe comunque essere sviluppato? Deve essere comunque sviluppato, perché essendo proprio un master plan di sviluppo della città, comunque anche in caso di sconfitta noi vogliamo realizzarlo. Certo che se vincessimo sarebbe meglio, dico una cosa leggermente scontata, ma sarebbe meglio anche perché ci arriva 1 milione dal Ministero della Cultura per attuare tutti questi progetti. Ma appunto, anche se non arrivasse la vittoria e questo 1 milione, noi questi progetti li vogliamo mettere in campo, mettere a terra. Sono 50, 8 dei quali consideriamo assolutamente fondamentali. Tra questi, per esempio, c'è lo sviluppo di Villa Cattaneo per farne un centro di ricerca musicale, è un esempio. Ecco, adesso ti farò una domanda che sembra quasi di chiedere all'host se il vino è buono, ma insomma, com'è la situazione a livello culturale, a livello dell'associazionismo qui a Pordenone? O meglio, c'è un sogno che ancora non hai realizzato e che vorresti realizzare? Guarda, la situazione è ottima perché Pordenone si caratterizza proprio per un grande fermento, una grande vitalità culturale che veramente stupisce e sorprende, come dicevo. Quello che però ci aiuterebbe a fare la vittoria di capitale della cultura è esprimere tutto questo potenziale che forse in parte rimane inespresso. Cioè, io credo che Pordenone non sia del tutto consapevole di avere questo potenziale, e allora se si accendessero veramente le luci della ribalta nazionale potremmo fare questo salto definitivo. Questo è un sogno. It's now or never, potremmo dire, no? Lo dicevamo anche l'altro giorno, e quindi non ci resta che incrociare le dita e sperare veramente chi è credente vada qui in Duomo a accendere un cero, perché è un'occasione irripetibile per la città e per tutto il territorio. Ringraziamo Alberto Parigi, che ripeto è stato colui che più si è speso per questa candidatura, e ringraziamo chi ci ha ascoltato. Per questa puntata insolita delle Ciacole è tutto. Ciao!